Signore e signori, buongiorno, è scattata l'ora solare, allora provate a pensare questa cosa. Fate il giro del mappamondo e fermatevi. Cito le parole che ha scritto la mia autrice Sara Cacioppo, sono perfette. Una città dove ogni strada è una voce, ogni gesto una storia, ogni colore una sfumatura. Puntata interamente dedicata a Napoli. E non possiamo che partire in grandissimo stile con dei grandi artisti che tornano nostri ospiti, così, con questa canzone che è famosa in tutto il mondo. Che bella cosa, una giornata sola, un'aria serena, dopo una tempesta, con l'aria fresca, pare già una festa. Che bella cosa, una giornata sola. Sta accadendo tutto questo. Olga De Maio, Luca Lupoli, grazie infinite. Olga De Maio soprano, Luca Lupoli tenore, il maestro Ruggero Iacovella sono stati già nostri ospiti, Napoli sono loro, abbiamo detto dovete assolutamente tornare e ci hanno fatto questo grandissimo. Tanta è l'emozione, tanto è l'oro di Napoli che quando si parla della canzone napoletana noi possiamo dire questo: è l'unica al mondo a non avere bisogno di nessuna traduzione. Perché? Perché è la più bella del mondo. Se poi le voci sono quella di Olga De Maio e di Luca Lupoli, siamo a posto. Il maestro Ruggero Iacovella le accompagna in Torna a Sorrento. Vedo mare quanto è bello, spira tanto sentimento, come tu che tieni in mente, casciatato fai sonnare. Guarda qua che sto giardino, siente sti sciura arance, profuma così fino, dentro cuore sento
la poca voce che ho, bravi! Bravi, eccezionalmente bravi. Allora, torna sul rientro, è nata nel 1902, questa canzone ancora fa innamorare. Olga De Maio e Luca Lupoli, che sono non solo due amici, sono due artisti di eccezionale bravura, sono ovviamente voce e cuore dell'associazione Noi per Napoli, che unisce arte e solidarietà. Quando si canta Napoli, qual è l'emozione che si prova? Lo so che è una domanda folle, però perché è la vostra vita, ma che emozione si prova come artisti? Io personalmente provo un'emozione perché fa parte del DNA, nel nostro DNA c'è già questa melodia, questo sentire, questo trasporto. Quindi sicuramente anche, diciamo, noi siamo artisti lirici fondamentalmente, quindi trattiamo l'opera, Certo, il melodramma, eccetera. Però nella canzone, quando possiamo esprimere il sentimento, la gioia, poter trasmettere anche il nostro dialetto e appunto la nostra lingua, siamo ancora più contenti. Luca Lupoli, ripetiamo, tenore e soprano, quindi loro hanno dato prova qui all'Ora Solare, cantano veramente qualsiasi cosa vogliano cantare, però si canta con la canzone napoletana qualcosa che arriva prima al cuore della gente. Esatto. È così? La canzone napoletana è un genere che è stato scritto e predisposto proprio dagli autori letterati della fine dell'Ottocento per veicolare il messaggio d'amore che è contenuto nella canzone napoletana, di solarità, di quello che poi è, diciamo, appunto nel sangue della cultura e della musica napoletana. Allora, tra un istante ci regalano una meraviglia che è a Vucchella. Attenzione, c'entra Gabriele D'Annunzio, che napoletano non era, e tra un istante... Attenzione, Olga De Maio e Luca Lupoli ci fanno ascoltare a Vucchella. Sì. Gabriele D'Annunzio. È una canzone, è un brano che nasce da una scommessa tra un autore, diciamo, lanciata da un autore letterato che è Ferdinando Russo e accolta da Gabriele D'Annunzio, che in quegli anni lavorava alla redazione del Mattino di Napoli, e viene scritta al Caffè Gambrinus, quindi un altro luogo storico. Ferdinando Russo e quindi D'Annunzio con la musica di Paolo Tosti, quindi nasce da due abruzzesi, Francesco Paolo Tosti e Gabriele D'Annunzio. Nasce una meraviglia che è un cesello della lingua napoletana, della lingua italiana e della lingua napoletana. Signori, e che facciamo? Continuiamo a parlare? Shh, zitti, c'è la musica. A Vucchella.
buchella, un poco pupurilla, a passo Siete meravigliosi, meravigliosi. Grazie infinite, bravi, 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 maestro, grazie. Quando spunta la luna a mare chiaro, pure gli fisci ci fanno l'amore. Si revotano donne dell'umare per la priezza cagnano colore. Quando spunta la luna a mare chiaro, scete caronica all'aria e dolce quando mai tanto tempo ha già aspettato, accompagna i suoni con la voce stasera una chitarra già portata. Scete caronica all'aria e dolce. Olga De Maio, Luca Lupoli con il maestro Ruggero Iacovella, bravi, bravi, bravi. Bravissimi. Questo è Mare Chiaro. A quest'ora, signori, a quest'ora, certo che è il riscaldamento della voce, ma innanzitutto è una professionalità infinita. Bravi, bravi, bravissimi, bravissimi. Se voi sentite funiculi funicula, non pensate subito a Napoli, anzi, fa immediatamente Italia. Prego, signori. Saietta, tu sai a do, addosso tu cuore ingrato chiù ti spietta, farmelo un po', addo, coco cosa ma si fuia, te lascia sta, e non te corra appresso e non te struia, sulla guardà. Ruggero Iacovella, il maestro Gennaro Cervone, restate seduti per carità. Davide Civitello, ambasciatore, ragazze venite, venite, facciamo gruppo. Allora, grazie infinite, grazie Olga, bentornati. Loro ci hanno portato qui per l'ora solare un pensierino. Allora noi cosa faremo? Scarteremo, queste cose si fanno solo quando si parla di Napoli, maestro, perché siamo autorizzati a fare un chiasso che la metà basta. Questo non si apre, ma non fa niente. Allora, signori, questa è l'ora solare, si stanno disperando in regia e questo, quando si dice Napoli, è un grande portafortuna. La nostra maschera napoletana, la vostra Pulcinella. Maschera, Pulcinella che ridendo e scherzando, Pulcinella dice la verità. Grazie Olga.
Grazie Luigi, grazie maestro. Grazie a voi. Le mie ragazze, grazie Davide, grazie maestro di essere stato con noi. Signori, adesso ci buttiamo sul tavolo dei fritti. Grazie, grazie a tutti. Grazie, grazie mille. Grazie, grazie Luca, grazie a voi.